3 kg di droga, armi e oltre 140.000 euro in contanti sono stati trovati dai carabinieri al termine di un'operazione nella zona di Via Almocrate a sud dell'ingresso di Siracusa. 2 le persone arrestate e 2 denunciate. I militari hanno eseguito il decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa, individuando una piazza di spaccio protetta da un sistema di videosorveglianza. I carabinieri avevano fermato addirittura alcuni automobilisti in uscita da una piccola traversa di Via Ermocrate e avevano sequestrato diverse dosi di stupefacente, tra cui hashish e cocaina. Hanno quindi deciso di fare irruzione in diverse abitazioni, trovando in alcuni locali a pian terreno ritenute base operativa della vendita dello stupefacente una porta d'ingresso con una feritoia per permettere il passaggio della droga e vetri oscurati per riconoscere gli acquirenti e le forze dell'ordine, ma senza essere visti dall'esterno. Sono stati sequestrati 2.678 grammi di cocaina e di crack, di cui una parte era già stata confezionata in 829 dosi, 205 grammi di hashish suddivise in 118 dosi, 115 dosi di marijuana per un totale di 115 grammi, 2 fucili calibro 12, di cui uno con matricola Brasa, e oltre 143.000 euro in contanti ritenuti provento di attività illecita. All'interno dell'abitazione gli investigatori hanno anche trovato 2 macchinette contasoldi, sia per i contanti che per le monete, sequestrati 9 telecamere installate lungo le vie e collegate con una delle abitazioni. Uno degli arrestati ha tentato di fuggire dopo una botola ricavata dietro un armadio dell'abitazione e poi sui tetti, ma è stato prontamente bloccato con in spalla uno zaino che conteneva circa 2 kg di cocaina, contanti e materiale per il confezionamento dello stupefacente.